Salut Lombardia. Il lombardesimo, come ormai saprete, è un'ideologia naturalmente indipendentista e questo perché è genuinamente etnonazionalista. La Lombardia è una nazione innervata su di un'etnia e su di un gruppo etnoculturale ben precisi e quindi alla luce di questo è naturale che il lombardesimo sia indipendentista e si batta per l'autoaffermazione, l'autodeterminazione e la libertà di tutti i lombardi, da unire in un'unica grande nazione, quale effettivamente essi sono. Lombardesimo indipendentista, perché lombardesimo e indipendentismo vanno di pari passo e la lotta per la sacrosanta libertà della nazione lombarda deve essere portata avanti sui binari di sangue, suolo e spirito. E questo perché la Lombardia è una nazione, come detto, edificata su di un preciso gruppo etnoculturale che affratella tutte le popolazioni lombarde, tutte le popolazioni dunque cisalpine. Il lombardesimo è da sempre indipendentista, proprio perché nasce come etnonazionalismo alla lombarda declinato in senso altamente identitario e tradizionalista e riconoscendo un ben preciso profilo peculiare naturalmente, identitario e nazionale alle Lombardie, ecco che il lombardesimo si fa indipendentista per garantire a tutti i lombardi la lotta sacrosanta per l'autodeterminazione e l'autoaffermazione. E tutto questo perché la Lombardia non può essere ritenuta Italia, visto che l'Italia vera e propria, l'Italia genuina, riguarda il centro-sud dell'attuale Repubblica Italiana. La Grande Lombardia è un mondo a sé stante, anello di congiunzione fra Europa centrale ed Europa mediterranea e in questo senso ha un preciso e peculiare profilo identitario che la smarca dall'Italia propriamente detta. Siamo italiani su di un pezzo di carta e linguisticamente, sebbene come sapete l'italiano non sia altro che fiorentino letterario, ma per il resto non possiamo dirci italiani, perché la nostra schietta e genuina identità è cinghia di trasmissione tra la Mitteleuropa e appunto l'Italia propriamente detta, che è la penisola. La Grande Lombardia si ritaglia un profilo peculiare che le garantisce una ben precisa identità e alla luce di questo il lombardesimo non può che essere per l'appunto indipendentista. Da parte nostra, come lombardisti, è necessario e sacrosanto batterci per l'autodeterminazione delle nostre genti che sono tutte quante storicamente lombarde, a partire dal fulcro etnico della nazione che è la Lombardia etnica, che coincide con il bacino del Po. E dunque è naturale che il lombardesimo sia indipendentista e non potrebbe essere altrimenti, ed è stato da subito indipendentista a partire dal 2009, quando Paolo Sizzi lo lanciò ufficialmente, anche se poi effettivamente le radici del lombardesimo affondano nel 2006, quando Paolo Sizzi si accostò all'etnonazionalismo völkisch, sulla scorta di alcuni scritti di autori basilari in questo senso come Federico Prati, Silvano Lorenzoni, Gualtiero Ciola e così via. Autori che hanno da sempre studiato ed inquadrato la questione alpino-padana in un senso etnonazionale e che proprio per questo dunque è naturale che si iscriva nel contesto dell'indipendentismo al di là delle banalizzazioni, delle cialtronerie e dei fallimenti leghisti. Questo perché la Lega Nord ebbe la grande occasione per porre davvero una questione fondamentale che è quella dell'identità cisalpina o padana come la chiamavano loro, ma il tutto si è rivelato un fallimento ed è anche per questo che il lombardesimo è assurto ad unico, grande baluardo identitario delle popolazioni cisalpine e rappresenta il futuro della nostra nazione. Dobbiamo esserne coscienti e dobbiamo essere consci del fatto che l'indipendenza della Lombardia passa soltanto attraverso il lombardesimo e quindi attraverso l'etnonazionalismo, il nazionalismo völkisch. E da parte nostra, come lombardisti, è dunque fondamentale battere questo sentiero, un sentiero etnonazionalista che conduce all'indipendenza,
perché la Lombardia, la grande Lombardia, e cioè la Lombardia storica, merita pienamente la libertà, non solo da Roma, ma da ogni altro ente sovranazionale. E allora dobbiamo davvero essere coscienti della funzione del lombardesimo e del fatto che la Lombardia sia una nazione a tutti gli effetti che merita la libertà. E questo proprio perché la Lombardia non può essere definita italiana, se non in senso burocratico e politico, purtroppo. Ma la grande Lombardia, sovrapposizione della Langobardia Maior alla Gallia Cisalpina, è una nazione a sé stante, come detto anello di congiunzione fra Europa centrale e Mediterraneo ed Europa mediterranea. E dunque, alla luce di questo, dobbiamo davvero essere consapevoli dell'identità schietta e genuina delle Lombardie e consapevoli della missione del lombardesimo. Una missione che naturalmente conduce alla libertà e alla lotta per la nostra sacrosanta autoaffermazione in senso culturale, ideologico e politico. Proprio perché i lombardi non sono italiani, ma hanno un peculiare profilo che li caratterizza sia nel contesto, per così dire, del bacino mediterraneo e dell'Europa meridionale, ma anche nel contesto paneuropeo, proprio come una nazione ben precisa, con un proprio peculiare profilo, con delle radici ben precise ed individuate e con un destino che parla e sa di libertà. Ed il lombardesimo deve essere la molla che permette finalmente questo scatto che ci conduce per davvero all'etnonazionalismo e all'indipendentismo militante, perché il lombardesimo mette da subito in chiaro, e lo ha fatto sin dagli esordi, che la Lombardia è una nazione, non è italiana e merita dunque la libertà. Merita un etnostato indipendente che, costruito su sangue, suolo e spirito, finalmente rappresenti appieno e degnamente tutte le popolazioni lombarde, dunque tutte le popolazioni padano-alpine. E questo perché la Padania è nazione lombarda. La Lombardia come nazione include tutti i territori cisalpini racchiusi tra le Alpi e l'Appennino settentrionale, per così dire, che sarebbe l'Appennino lombardo d'altra parte. E quindi uno spazio vitale per tutti i lombardi che è proprio deputato alla piena rappresentazione e alla piena realizzazione delle nostre genti, proprio perché le nostre genti non sono italiane e devono essere consce, consapevoli e fiere della propria identità. E del resto il lombardesimo si batte per questo, a partire dalla cultura e dall'etnoantropologia e dunque poi arrivando all'ideologia militante. Si batte per l'autoaffermazione di tutti i lombardi, perché i lombardi non sono italiani e da questa sacrosanta verità deve partire una lotta democratica e civile, naturalmente, ma non democratica nel senso corrente dell'aggettivo, appunto, proprio per giungere alla realizzazione piena e totale di tutti i lombardi. Una autoaffermazione ed una realizzazione che sono possibili soltanto via da Roma, via dall'Italia, perché rappresentano delle gabbie che calpestano e costringono la nostra identità nel letto di Procuste genuinamente mediterraneo con sfumature levantine, e cioè con un mondo che non ha nulla a che vedere con la lombardità, perché la lombardità è schietta espressione subcontinentale iscritta tra l'Europa centrale e appunto l'Europa genuinamente mediterranea. E a partire da questo dobbiamo essere sempre più consapevoli della nostra missione, della nostra identità e del traguardo ambizioso che dobbiamo impegnarci a raggiungere, proprio perché i lombardi hanno un'identità a sé stante e peculiare che giustamente va realizzata con la sacrosanta lotta indipendentista e prima ancora völkisch. Il messaggio lombardista è dunque chiarissimo in questo. La Lombardia non può essere altro che una nazione indipendente, perché la sua vocazione è la libertà, soprattutto pensando al nostro glorioso passato, che ad esempio è il passato dei liberi comuni, che ci fa comprendere appieno quanto i lombardi abbiano pieno diritto a una propria totale autodeterminazione ed autoaffermazione e alla piena libertà. Ed il lombardesimo mette da subito in chiaro questo presupposto,
nobilitandolo, sublimandolo grazie al pensiero Völkisch, che si fa fondamentale nella stessa economia dell'ideologia lombardista. La Lombardia deve essere libera, perché la Lombardia è un'etnia e dunque una nazione, in nessun modo italiane. Salut Lombardia!